Buongiorno a tutti e benvenuti al Consiglio regionale del Veneto, ai nostri ospiti e a tutti quanti coloro che sono seduti nel pubblico. Devo dire che presentare questo progetto importante per quanto mi riguarda è particolarmente emozionante, perché qui si parla di Giusto Pio, si parla di una suite dolomitica, si parla di montagna e si parla di un territorio che lui ha vissuto in maniera forte e sentita, e la sua musica, la sua arte, la sua capacità di essere polivalente lo dimostra. È un'emozione presentare l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che farà una serie di concerti dedicati proprio a Giusto Pio e al suo rapporto con Battiato, con Franco Battiato. Questi concerti, che saranno in un ambito regionale molto diffuso, saranno diversi appuntamenti di cui poi vi parleranno i nostri ospiti, sono dei concerti che fanno capire quella che era la profondità, la capacità di entrare negli ambiti, anche quelli più reconditi, che viviamo noi come persone, come cittadini, come abitanti della montagna, come conoscitori del territorio. Ce ne sono un paio che forse molti di noi conoscono e che sono più legati a quello che è il nostro sentiment, che sono sicuramente il centro di gravità permanente, che io posso anche associare un pochino a quello che è la realtà di Cortina, che sarà il primo di questi grandi appuntamenti che vedremo nel territorio, perché Cortina non è solo un luogo di sport, non è solo un luogo di turismo, solo un luogo così di grande nome, di grande fama, ma è anche un luogo di cultura e forse il simbolo e la capitale delle nostre Dolomiti bellunesi. E Giusto Pio era molto legato soprattutto alla zona di Auronzo, che è molto vicina ovviamente a Cortina, e, e che ha vissuto in queste aree, probabilmente credo alcune delle sue sperimentazioni, alcuni dei suoi sentiment che poi l'hanno portato alla realizzazione e alla scrittura di questi testi, di queste opere. Sicuramente vicino a Giusto Pio è giusto anche ricordare Mahler, che viveva sempre in queste zone, nell'altra parte, nella parte del Trentino Alto Adige, ovviamente delle esperienze simili, e tutti e due come figure poliedriche, indubbiamente, e capaci di esprimersi in produzioni pittoriche, in musica, in sentiment, essendo chiaramente i maggiori artisti del Novecento. Allora, credo che la giusta attenzione venga data e debba essere data a questo rapporto tra Giusto Pio e Franco Battiato, di cui dopo ci parlerete, perché anche Franco Battiato, devo dire, fa parte del sentiment, del nostro sentire più interno, e lo è con, diciamo, delle produzioni come quella dell'Alexanderplatz, appunto come quella di Centro di Gravità Permanente. E adesso continuo ovviamente leggendo una piccola parte che mi è piaciuta molto e che vorrei sottolineare. Battiato deve molto a Giusto Pio, come moltissimo gli deve anche Giorgio Gaber, altra figura chiave per comprendere le complessità di un rapporto così ricco, che ha donato a molti di noi momenti straordinari. Adesso ovviamente non voglio tediarvi con dei lavori troppo lunghi, perché i tempi sono sempre molto ristretti, e mi scuso perché a breve dovrò tornare ai lavori della commissione consigliare, però vorrei lasciarvi con un ricordo personale, che è quello legato al 4 di dicembre del 1992. Lì Franco Battiato salì sul palco del Teatro Nazionale di Baghdad. Un concerto, devo dire, a sostegno della popolazione irachena isolata in un momento di grande difficoltà, un momento di guerra. E l'Orchestra dei Virtuosi Italiani, diretto da Antonio Ballissa e appunto da Giusto Pio, aveva scelto tutta una serie di brani che andavano a far sentire questa vicinanza, questa intensità del nostro Giusto Pio, dell'orchestra, nei confronti di questo territorio martoriato. E una parte di queste parole che noi possiamo ricordare sono L'ombra della luce, una canzone che è preghiera e dice: ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi,
come non sprecare il tempo che mi rimane e non mi abbandona mai, non mi abbandonare mai. Questo concerto è rimasto un caso unico nella storia della musica, fu realizzato a sostegno dell'UNICEF e trasmesso in televisione anche in Italia per raccogliere dei fondi proprio a sostegno dell'infanzia irachena. Battiato e Giusto Pio non avevano scopi ovviamente politici. Non era loro intenzione appoggiare un regime al potere e tutto ciò fu chiaro fin dall'inizio. E come disse Battiato, lo scopo della sua visita in Iraq era umanitario perché non trovava giusto che un popolo dovesse soffrire colpe non sue. E allora in questo momento di grande difficoltà mi viene da pensare a quello che sta vivendo Gaza, al quale tutti noi, credo, con tutto il cuore siamo vicini e speriamo che le parole di Battiato e la sua profonda religiosità, insieme a quella di Giusto Pio, che la musica, la pace e i sentiment che ci dovrebbe governare tutti, possa portare amore e ritorno a un regime di pace e di serenità. Sicuramente la musica e quella che voi rappresentate è un grande veicolo di pace, di serenità e anche di legame tra le popolazioni e quindi per questo vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di presentazione e anche una buona riuscita dei vostri concerti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di cuore. Buonasera a tutti. Sono abbastanza commosso, credetemi, non mi aspettavo questo video introduttivo. Ringrazio veramente la Regione per l'ospitalità e anche per questa sorpresa. Ci siamo rivisti 13 anni dopo e è molto bello rivederci qua.
Di cosa vi raccontiamo oggi? Io e Walter Bertolo abbiamo avuto la fortuna di collaborare molti anni con Giusto Pio, gli anni che vanno circa dal 2000 al 2010, e nel 2011, assieme anche a Elisa Carrer, abbiamo organizzato un grande evento celebrativo con Giusto Pio, che all'epoca compiva 85 anni. Logicamente il corso della vita ha fatto il proprio lavoro e Giusto Pio ci ha lasciato circa 5 anni fa. In questi anni ci siamo accorti, in quanto amici di Giusto Pio, che la sua figura è andata, non dico un po' a scomparire, che non è proprio corretto, però praticamente si è un po' inabissata nella memoria. E allora circa un anno e mezzo fa, con Walter e Alberto Barbaro, il presidente dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che oggi io e Luciano Dorella rappresentiamo qui, abbiamo pensato che sarebbe bello, o che sarebbe stato bello organizzare dei concerti in modo da riportare questo rapporto incredibile, questo sodalizio culturale tra Franco Battiato e Giusto Pio al pubblico. Perché questo? Perché in questi anni, a 3 anni dalla scomparsa del grande maestro Franco Battiato, molti artisti bravissimi, che noi stimiamo veramente molto, stanno portando su tutti i palcoscenici italiani la vicenda culturale di Franco Battiato. C'è però un po' di disattenzione, secondo noi, per le figure non proprio gregarie che hanno permesso a Franco Battiato di emergere allo stato di popolarità che conosciamo. In primis Giusto Pio per quanto ci riguarda, ma anche la figura di Manlio Sgalambro, che ha seguito il maestro siciliano all'ultima parte della propria carriera, sono un po' dimenticati. Allora noi abbiamo detto, noi abbiamo lavorato molto con Giusto Pio, io personalmente ho realizzato gli ultimi 2 dischi, in cui anche l'inno al Pelmo, che abbiamo appena ascoltato, fa parte. Credo addirittura Walter Bertolo, che poi ci parlerà più diffusamente, abbia collaborato ancora più di me col maestro Giusto Pio, e allora abbiamo pensato di realizzare una tournée proprio che parla del sodalizio culturale di Franco Battiato e Giusto Pio. Questa è un po' l'idea che è nata un anno e mezzo fa. Ci abbiamo lavorato abbastanza, e ultimamente molto, con grande cuore, con grande ammirazione verso questo sodalizio culturale, con grande amore verso i 2 artisti. A un certo punto però si è posto il problema di come portare sul palcoscenico questa avventura culturale così unica. E allora, grazie a un'intuizione che abbiamo avuto, abbiamo pensato di chiamare Giulio Casale, che è qui a fianco a me. Perché Giulio Casale? Adesso non vorrei essere troppo mieloso, ma perché Giulio Casale è tra gli artisti italiani più sinceri, più coerenti, ed ha avuto il coraggio di portare qualche anno fa in tournée, con una tournée divisa in 3 anni, mi diceva prima, con 200 repliche, un'opera veramente rara che si chiama tuttora Poli d'allevamento, è un'opera di Gaber Luporini che Giusto Pio e Franco Battiato poi arrangiarono. C'erano curiosi aneddoti su questo spettacolo. Gaber a un certo punto, verso il 76, credo Giulio, scrisse questa con Luporini, con questo bellissimo testo di teatro canzone, però voleva cambiare l'idea del suono. Giusto Pio e Franco Battiato all'epoca iniziarono la collaborazione tra di loro e Gaber, da persona veramente acuta che era, chiamò proprio questo duo ad arrangiare i propri brani, iniziando in quel momento un'altra fase interessante del lavoro di Gaber, che poi insomma, è arrivata fino a noi. Perciò noi, io e Walter, pensando a chi poteva salire sul palco e interpretare le canzoni di Battiato, perché non ci interessava fare una cover band o qualcosa di molto calligrafico, abbiamo pensato che Giulio Casale, un po' per le doti carismatiche, un po' per la voce, ma soprattutto per l'intelligenza di entrare all'interno di questa musica, poteva portare avanti. Perciò il progetto ha iniziato a esistere con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Noi saremo sul palco con 35 musicisti, mi sembra, Walter, con 35 musicisti e con 2 cantanti, Giulio Casale e una cantante invece molto molto giovane che ci ha suggerito proprio Giulio, che si chiama Talea. Abbiamo voluto chiamare una ragazza giovane proprio per permettere a lei in qualche modo le luci della ribalta, ma anche per dare a questa musica qui un tocco un po' diverso. A lei toccherà un compito piuttosto complesso, che è quello di cantare le canzoni che Battiato e Pio scrissero per 3 leggende della musica italiana, che sono Milva, Giuni Russo e Alice. Perciò noi avremo praticamente un concerto diviso in circa 23 brani che abbracciano un periodo che va dal 1976 al 1988, che è stato il momento in cui questa coppia ha lavorato maggiormente. Giusto Pio e Franco Battiato, vi racconto 2 cose divertenti sulla loro vita. Si sono conosciuti in maniera piuttosto casuale nel 76 grazie al pianista Antonio Ballista. Antonio Ballista è un pianista famosissimo
che ha permesso alla musica contemporanea di raggiungere tutti quanti i luoghi del mondo. E Franco Battiato un giorno lo contattò per dire: vorrei imparare a suonare il violino. E Antonio Ballista gli disse: io ho la persona giusta per te, si chiama Giusto Pio, che all'epoca era violinista dell'orchestra della RAI di Milano. Tra di loro nacque una collaborazione che andò molto presto al di là delle semplici lezioni, ed iniziarono una fase molto interessante di sperimentazione musicale. La bellissima foto che abbiamo noi alle spalle, che noi abbiamo la fortuna di guardare qua di fronte, è proprio una foto del 76 in cui vediamo un Battiato estremamente concentrato e dietro Giusto Pio. Questa è una delle più belle immagini di loro due, che testimonia proprio il loro lavoro, cioè l'elemento dell'ascesi, della spiritualità di Battiato, e tutto quanto invece il mondo organizzato sonoro di Giusto Pio. Attorno al 77 invece loro pensarono che dovevano uscire un po' dai teatri, quelli un po' più off, e abbracciare un pubblico più ampio. E da lì praticamente nacque l'idea di rivoluzionare il concetto di canzone. Il primo disco, chiamiamolo pop, che loro realizzarono assieme si intitola proprio L'era del cinghiale bianco. Ecco perché il titolo della nostra tournée è L'era del cinghiale bianco. Adesso controllo un po' gli appunti perché sicuramente qualcosa mi sono dimenticato. No, invece ho detto un po' tutto quanto. Sono stato anche abbastanza bravo. adesso allora passo la parola a Giulio Casale, invece, che vorrei che ci parlasse di come vede lui questo progetto. Grazie. Grazie Mirko. Io in realtà potrei limitarmi a questa dichiarazione. Sono molto onorato non solo di essere stato scelto da costoro per interpretare, per dare voce e corpo anche a questo repertorio meraviglioso, ma appunto sono onoratissimo di poter dare voce e corpo a questo repertorio meraviglioso, perché stiamo parlando appunto del momento forse anche di massimo riscontro popolare poi di Battiato, non subito. Arriva naturalmente il grande successo con La voce del padrone, che è di comunque pochi anni successivi al momento, insomma, dell'incontro. Sono canzoni che sono giustamente ormai credo un patrimonio della cultura popolare italiana, con tutta la stranezza, con tutta l'originalità di queste composizioni, sia a livello armonico-melodico, sia a livello di testi. Franco Battiato sicuramente è stato un enorme genio, ma quanto possa dovere a Giusto Pio, ecco, questo sarebbe interessante venisse fuori da un eventuale dibattito, perché è proprio l'incontro con Giusto Pio. Battiato veniva da grandi sperimentazioni, da piani trattati, dai primi sintetizzatori addirittura autocostruiti o comunque customizzati da lui, ma poi a un certo punto gli interessa molto la canzone, e siccome anch'io sono proprio innamoratissimo della forma canzone, non posso che essere innamorato dell'infinita innovazione che Battiato e Giusto Pio hanno messo in quel canone, che è strofa ritornello sostanzialmente. E però, cavolo, studiando questo repertorio e quanto stiamo studiando, veramente non si può che inchinarsi davanti alla quantità di intuizioni e di, ripeto, innovazione, perché unire per esempio il canone della canzone alla prima musica elettronica, ma introducendo anche almeno il concetto di musica cameristica, quindi almeno sempre con un quartetto d'archi, e insomma la fascinazione quello che oggi si chiama multitasking, insomma, è clamoroso. Stiamo parlando di un'era, tra l'altro, abbastanza preistorica in quanto a tecnologia applicata alla musica, no? Per cui, ecco, direi che le due anime e i due cervelli partoriscono qualcosa che giustamente, appunto, stiamo celebrando in tanti, ma forse noi riusciremo a mettere un accento in più, cioè l'apporto appunto del musicista di Castelfranco Veneto, che sicuramente ha portato Battiato a degli esiti a cui da solo non sarebbe arrivato. Questa cosa mi piacerebbe che poi lo dicessimo anche dal palcoscenico, insomma, no? nelle nostre serate. Io sicuramente proverò a dirlo, perché avendo avuto la fortuna appunto di portare in scena così tante volte quello spettacolo di Gaber, anche lì ci sono un sacco di soluzioni veramente originalissime, dalle marimbe ai vibrafoni, dai clavicembali, i due pianoforti a gran coda uno contro l'altro, cioè lo spettro poi sonoro, no? Non è una formula applicata una volta per tutte, è una formula molto ampia, molto ricca, a cui davvero credo dovremmo tutti tributare un grande riconoscimento.
Poi spero che ritorni presto l'era del Cinghiale Bianco, può essere sicuramente anche un invito a sperare, a tornare, che certa musica possa ricominciare a parlare per esempio con il grande pubblico, no? In un momento in cui sembra che i maestri siano scomparsi, in un momento in cui il riferimento della musica d'autore sembra venir meno. Qui siamo davanti a un'enorme musica d'autore piena di spiritualità e di anche sguardo alla socialità, alla contemporaneità, per cui avercene, ripeto, per me solo un onore. Adesso vorrei chiedere a Walter Bertolo invece di parlarci un po' dell'aspetto musicale. Noi siamo l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, perciò logicamente l'arrangiamento che desideravamo cogliere era quello orchestrale, cioè dare a questa musica un respiro che all'epoca non c'era, perché loro avevano scelto i sintetizzatori soprattutto come elemento sonoro. Oggi però parliamo della musica di Battiato Pio ormai come un classico, perciò la musica che diventa classica diventa anche musica per l'orchestra. Allora chiedo a Walter di poter entrare un po' nell'aspetto più musicale. Certo, non funziona? Funziona? Innanzitutto volevo ringraziare l'orchestra anche per avermi coinvolto in questo progetto, che per me è molto importante, anche perché avendo vissuto questa conoscenza con Giusto Pio negli anni 90, adesso mi ritrovo a dover fare a dover arrangiare dei brani dove già avevo messo, diciamo, avevo già ascoltato con lui, mi aveva indirizzato su diversi soluzioni di arrangiamento, insomma sono entrato un po' dentro il suo mondo. Però come presentare questo progetto nel 2023 non si poteva fare una musica con l'ausilio di strumenti digitali con sintetizzatori, perché ormai diciamo dopo 20 anni sarebbero obsoleti. Ho pensato di utilizzare solamente strumenti acustici di cui dell'orchestra, a partire da una sezione di archi completa, i legni, 4 legni e poi una sezione di ottoni formata da 6, in più accompagnata da una band di batteria che ci fa l'accompagnamento, batteria, percussioni, c'è anche vibrafono, tutti i vari tipi di percussione, batteria, basso, chitarra elettrica e un pianoforte che lo farò io alternando, diciamo, la direzione. Questo è stato l'idea che mi è venuta restando comunque con strumenti solo acustici, senza l'ausilio di sintetizzatori elettronici. Per il resto con Giulio abbiamo trovato delle soluzioni per quanto riguarda tonalità, stesure, abbiamo organizzato i duetti con la Cecilia e abbiamo visto che funziona bene e siamo andati avanti per questa strada, insomma. Adesso avremo la prima prova domenica e vediamo come. Sì. Anzi, racconto anche questa, perché questo progetto tra l'altro è stato commissionato a settembre ad oggi, e sono passati non so, un po' di 2 o 3 mesi, ho scritto praticamente 1300 pagine di musica per l'orchestra. Ecco.
Grazie, grazie. Passo la parola ad Orella. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti con noi. Allora, porto i saluti di Alberto Barbaro, il presidente della Filarmonia Veneta. Mi presento, sono il vicepresidente Luciano Dorella, che assieme a Mirko Sernagiotto e all'altro del CDA, che è Alessandro Dalla Libera, abbiamo dato via questo progetto. Allora, intanto dobbiamo ringraziare la Regione Veneto, perché noi abbiamo già un rapporto molto molto intenso con la Regione e grazie anche ai loro contributi e il loro lavoro continuo con noi, produciamo ogni anno all'incirca 80, 90, dagli 80, 90 ai 20, quindi assieme con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Per lo più dopo abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per quello che è l'identità veneta e il Veneto in particolare. Ovviamente, parlando di Giusto Pio, non poteva non tirarci indietro a un personaggio, a un grande artista che era poliedrico, perché se può ricordare bene Mirko non era solo, era un direttore d'orchestra, un pittore, un musicista, era veramente una persona di 1000 aspetti e di 1000 capacità. E quindi la Filarmonia, con un occhio di riguardo ad un Veneto che porta ovviamente un grande contributo alla musica e alla canzone italiana, perché non fare questo progetto? Inizialmente avevamo discusso assieme, però come ha detto giustamente Mirko prima, hai fatto benissimo Mirko anche a fare, perché si poteva fare una cover, no? Come fanno tanti, e fare biglietti, vendere, tanto si vende comunque, il nome si vende comunque. Invece no, noi abbiamo cercato di dire no, questa è fatta da un Veneto che ha avuto un'idea geniale, che insieme a un altro grande italiano ha fatto la grande musica e ha lasciato un segno sulla grande musica d'Italia, in questo caso. E nel particolare quindi anche un Veneto ha portato alla storia d'Italia e alla storia veneta un punto in più a suo favore. Luciano vuole in qualche modo dire che gli ho fatto spendere un sacco di soldi comunque. Allora, abbiamo potuto fare le cose più semplici. Esatto, non potevamo. È stato veramente un parto, perché non è stato facile. Non è stato facile anche perché, ad esempio, adesso lui è sembrato, sembra timido, ma in realtà è un grande compositore, un grande direttore d'orchestra, è un grande, proprio veramente ha creato la cosa, fa le differenze quando metti Bertolo sulle cose. Ho visto anche su altre cose che noi presentiamo, veramente la differenza. E quindi avevamo cercato tutte persone che potevano fare la differenza da fare una cosa banale, che facevano fare tutti. Quindi paradossalmente poi il destino ha fatto sì che Mirko, già essendo inserito all'interno di questa cosa, già avendo conoscenza, ha avuto i contatti per ottenere anche dei grandi esecutori come Giulio Casale e Talea. Adesso diamo spazio giustamente ai giovani, è stato perfetto. Adesso l'unica cosa è che questo lavoro assieme anche alla Regione Veneto deve avere più spazio, e cercheremo di avere più spazio anche sulle radio, sulle TV, sui giornali, che stiamo già facendo. E grazie anche oggi, ad esempio, di aver dato lo spazio alla Regione Veneto, dimostra che collaborando assieme si porta e si forma sempre una grande squadra e si porta anche sicuramente un grande risultato. Però diciamo che l'idea iniziale è proprio stata un pomeriggio, l'ideona è partita da Mirko. E dopo noi abbiamo incominciato a ragionarci sopra, naturalmente, il piano economico. Però poi alla fine anche quello abbiamo avuto fortuna, perché la fortuna aiuta sempre gli audaci. Grazie. Allora, siamo un po' in chiusura. Io volevo ringraziare alcune persone che ci aiutano costantemente, perché le idee sono belle, ma poi bisogna anche saperle realizzare e avere le persone che le realizzano. Allora ringrazio di cuore veramente Giulio Casale ancora, ringrazio Cecilia, che il nome d'arte è Talea, ringrazio veramente col cuore Walter Bertollo per il lavoro incredibile che sta facendo, e ringrazio veramente tutti i musicisti, perché l'orchestra regionale Filarmonia Veneta è una realtà piuttosto importante, ma sta in piedi veramente grazie al lavoro e all'amore dei musicisti che ci suonano. Ringrazio Elisa Carrer per il costante aiuto e tutto quanto il lavoro che ha fatto per oggi e che sta facendo per la comunicazione. Ringrazio Nicola Pivato, che è grande amico e grande aggancio per le istituzioni, che ci segue costantemente. Ringrazio Stefano Imperi, che ci aiuta per quanto riguarda l'aspetto economico dell'orchestra. Ringrazio Stefano Meneghetti per le bellissime grafiche della locandina che ha fatto e il cuore che ci mette in tutto. Ringrazio ancora
Luciano Sandonà, il presidente, che ci ha permesso anche di essere qua oggi, e tutti i membri della regione, grazie di cuore, e la regione Veneto che ci aiuta anche economicamente, perché senza l'aiuto della regione non ci sarebbe l'orchestra regionale Filarmonia Veneta. Vi aspettiamo dunque per la prima data il 24 di novembre a Cortina, Alexander Hall, la seconda data sarà a Zero Branco il 25 novembre, la terza a Villorba il 26, e poi ci sarà Due Ville il 1 dicembre, Cartigliano il 2 dicembre e il 3 dicembre. Avete la scheda con le date, scusate, non me lo ricordo. Bene. 10 a Bergorico, Padova, perciò faremo le province di Belluno, di Treviso, di Vicenza e di Padova. Queste e Verona, scusate. Bene, grazie di cuore, vi aspettiamo veramente al concerto, grazie a tutti i giornalisti che sono connessi da casa. Non ci sono domande. Bene, grazie di cuore, buona giornata e a presto.